Al Bottacisio Sport Center si affrontano la Virtus Verona ed il Mantova per la nona giornata del campionato Primavera 4, Girone A. Dirige l'incontro il signor Pinna, coadiuvato dai signori Carbognin e Barbuscio. La gara è molto sentita perché le squadre sono in testa alla classifica in compagnia del Lumezzane. Prima azione della Virtus da calcio d'angolo, svetta Oni che manda di poco al lato di testa. Risponde il Mantova con un'azione in area avversaria che si conclude con il tiro di Minei che termina fuori. Del Bar parte in contropiede, entrato in area mette al centro ma Mitrica devia in angolo. Sacomani per Filippi, controllo e servizio per Leucci che si gira e calcia, il tiro sporcato è preda di Lorenzini. Ciaban nel tentativo di anticipare un avversario costringe Ficielli ad una difficile parata, poi Sanseverino calcia e Mosconi devia in angolo. Sacomani affonda sulla fascia e cross. Oni controlla la sfera e la serve a Fabian che si aggiusta la palla e tira. Ronca respinge. Minei recupera palla e tira fuori dalla lunga distanza. Leucci di tacco serve Ciaban, che avanza e tira di poco al lato di sinistro. D'azione di calcio d'angolo la Virtus passa in vantaggio. Leucci batte, Mitrica colpisce prima di testa e poi di piede e segna 1-0. Il Mantova risponde, cross di Minei e Ficielli in tuffo respinge. Ancora Minei ci prova da calcio piazzato, ma la sfera sorvola la traversa. Il secondo tempo risulta essere più acceso ed il Mantova reclama il primo calcio di rigore su azione di contropiede. Subito dopo Del Bar fugge sulla sinistra e crossa. Ovegno prova i riflessi di Ficielli che risponde presente. Poi Eone a provarci di testa, palla di poco al lato. Al 19esimo la prima espulsione. Del Bar, ottima la sua prestazione, riceve il secondo giallo e il signor Pinna estrae il rosso. Minei batte calcio di punizione che impegna Ficielli, volo e deviazione in angolo. Dal corner la seconda contestazione del Mantova per un presunto fallo di mano di Mitrica. Sul rovesciamento di fronte Leucci a lanciarsi in contropiede verso l'area avversaria. Il prodigioso recupero di Corradini evita il peggio. Subito dopo viene espulso mister Graziani e il giocatore Ghirardi che era in panchina. Il gioco finalmente riprende. Leucci batte un calcio di punizione e Fabian di testa manda alto. Poi è il Mantova a provarci con Corradini, la sua conclusione termina alta sulla traversa. Corner di Sbampato. Ciaban si coordina e il suo tiro sfiora la traversa. Sousa con un lancio pescacielo che si era lanciato in attacco, ma perde l'attimo e l'occasione sfuma. Anche se in inferiorità numerica, il Mantova ci prova, ma si scopre e quando Ciaban si lancia in contropiede, Bottazzi lo affronta. Secondo giallo e cartellino rosso. Ma i cartellini non finiscono qui. Mister Recenti protesta per la posizione della palla ed esce dalla sua area tecnica. Il direttore di gara estrae il cartellino rosso. Ultima occasione per la Virtus Verona nei minuti di recupero. Ferrarese tira in porta, ma Lorenzini è attento e para. Ed ora ascoltiamo le voci dei mister. Mister, non si può dire che questa non è stata una gara combattuta, visto come è andata a finire. I suoi ragazzi ce l'hanno messa veramente tutta, hanno lottato come dei leoni dall'inizio alla fine della gara, ma questo non è bastato per non uscire sconfitti oggi. Sì, abbiamo fatto una buona partita, tranne gli ultimi 10 minuti del primo tempo dove abbiamo un po' accusato il loro gol mentalmente. Abbiamo un po' pagato, però ce la siamo giocata. È chiaro che poi nel calcio gli episodi fanno un po' differenza, loro sono stati bravi su quel calcio d'angolo a passare in vantaggio. Noi abbiamo avuto 2 o 3 situazioni che non siamo stati capaci
sfruttare. Questo è un po' il calcio, poi dopo al di là di però sotto l'aspetto dell'impegno, del gioco, così la squadra comunque ha fatto una buona partita. Abbiamo sbagliato un po' a innervosirci un pochino, ma sono ragazzi giovani, le partite importanti ancora non sono abituati ad affrontarle e ci sta che perdano un po', però è compito nostro, ecco, educarli meglio. Però ripeto, poi è stata una partita maschia, dura, giusta, loro sono una squadra molto forte fisicamente, lo sapevamo, peccato non aver sfruttato quelle 2 o 3 occasioni che secondo me potevamo concretizzare meglio negli ultimi 20 metri. Va bene così, continuiamo a lavorare così. In effetti il ruolo anche di un allenatore è quello di accompagnare i propri giocatori in questa crescita che non è solo tecnica ma anche psicologica, mentale, di saper affrontare le sfide. Sì, no, al di là di questo, poi dopo un allenatore di un settore giovanile è chiaro che deve avere anche una valenza all'aspetto comportamentale, educativo dei ragazzi, ma i miei ragazzi non sono ragazzi cattivi, è chiaro, sentivano molto la partita, secondo me la prima espulsione la devo rivedere, il ragazzo dice che non ha fatto niente, è chiaro che poi se devo mettere tutto sul paniere, la direzione secondo me ha avuto grandi pecche, non mi è piaciuto e in primis secondo me ha innervosito tutto lui la partita su alcune situazioni che secondo me poteva sinceramente gestire meglio, e poi è stata un po' tutta una conseguenza. È chiaro che noi non dovevamo cadere magari in nervosismi, però è anche sinonimo comunque che i ragazzi ci tenevano tanto, poi non deve sfogare, chiaramente poi la seconda è l'ultimo uomo, ci sta, è una situazione che ci stava, però ripeto, sicuramente poi il nostro compito è anche di lavorare sull'educazione, sul saper accettare sconfitte, il calcio è anche questo. Complimenti mister e in bocca al lupo per la prossima gara. Grazie mille, grazie. Un risultato importante che vi porta in testa alla classifica, anche per un mister c'è la soddisfazione di raccogliere i frutti del lavoro che si svolge durante la settimana. Ma la soddisfazione è quando i ragazzi fanno la partita, poi il risultato è parte del percorso. Fanno questo tipo di partita, sapevamo che si giocava contro una squadra molto forte, prima in classifica, che ha subito pochi gol. Sapevamo quali potevano essere i punti deboli, ci abbiamo lavorato tutta la settimana e i ragazzi hanno portato in campo quello che abbiamo fatto in settimana. È stata una partita anche maschia, possiamo dire, insomma, tosta dal punto di vista anche fisico, scontri, però i ragazzi hanno retto bene, hanno portato avanti il risultato sacrificandosi su tutta la linea, sia in difesa, centrocampo che in attacco, segno che la squadra ha anche una identità di squadra. È stata una partita di concentrazione, di connessione, di collaborazione, è stata una partita mentale questa. Partita maschia perché dal punto di vista fisico si è lottato su tanti palloni, anche qualche palla aerea, ma è stata soprattutto una partita di testa che i ragazzi hanno veramente fatto in maniera intelligente. Ora questa testa della classifica vi porta anche a immaginare un futuro degno, insomma, di quello che può essere un lavoro tanto intenso che svolgete durante la settimana. Ma noi pensiamo al prossimo allenamento che è lunedì. Questa è l'unica cosa, sono abituato a pensare un giorno alla volta e domani domenica riposo, lunedì si riparte, è l'unica cosa che sono abituato a fare. D'accordo mister, allora in bocca al lupo e soprattutto complimenti per aver raggiunto la testa della classifica. Crepi e continuiamo a lavorare. Risultato finale: Virtus Verona 1, Mantova 0.